Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con la velocità da parte di Volpelli che va al comando nei confronti di Simon Barboy, poi molto più indietro Ruben Senne a precedere Vilda Chuck SM, Zeus Baldo, Victor Leo. Volpelli in vantaggio, va a completare i primi 200 metri di corsa all'avanguardia, Simon Barboy che lo segue dalla seconda posizione alla corda, 15,3 per i primi 200 metri di corsa, praticamente l'1 e il 2. Sono stati avvantaggiati di non meno di 20 metri nei confronti degli altri e fanno corsa tra di loro per il momento. 30 per i primi 400 metri di corsa, Tommaso Gambino non lesina l'andatura, prova a farla pesare agli avversari anche se al momento all'esterno non c'è nessuno. Cerca di riavvicinarsi Rubens N che precede sempre Vilda Chuck SM. Quindi ancora Zeus Baldo e Victor Leo, i primi 600 passati in 45,8, ora un po' di rifiato per il battistrada che va verso il completamento dei primi 800 metri di corsa in 1 minuto e 8 decimi. Un altro paletto svelto in 15, non prende in mano Tommaso Gambino, continua a far camminare il suo Volpelli che va a completare così il primo chilometro a passo allegro in 1:16,2. Volpelli in vantaggio nei confronti di Simon Barboy, gli altri che fanno molta fatica ad avvicinarsi. Ruben Senne che è sempre in terza posizione, cerca di scavalcarlo Vilda Chuck SM che è richiesto da Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per riuscire nel sorpasso, ci riesce ora quando mancano 800 metri alla conclusione. Un altro paletto veloce in 14,8, si va sempre via passo intorno all'1:15 e mezzo. Volpelli leader nei confronti di Simon Barboy, si è avvicinato ora a Vilda Chuck SM a 600 alla conclusione, quindi c'è 4 anche per la curva di destra. Volpelli leader nei confronti di Simon Barboy, poi Vilda Chuck SM, passa in quarta posizione Victor Leo che ha scavalcato il calante Ruben Senne. La mossa ora da parte di Simon Barboy che va all'attacco di Volpelli a 400 dalla conclusione, 14,9 la dritta di là. I due che ora se le danno lungo la curva, Volpelli in vantaggio, Simon Barboy che attacca all'esterno, Vilda Chuck SM che ha perso qualcosina, prova a riavvicinarsi sul passo, l'ultima curva con i due perfettamente apparecchiati, 15,1 per l'ultima curva, Volpelli in vantaggio, Simon Barboy che continua ad andare all'attacco, Simon che prova a passare nei confronti di Volpelli, ha messo una testa davanti, Simon Barboy che tende a impigrirsi, ma Simon Barboy alla fine passa di classe, vince nei confronti di Volpelli per il terzo Vilda Chuck SM. 31 anche la chiusa, 1:16,1 il ragguaglio cronometrico. Le ha provate tutte Tommaso Gambino che ha messo a dura prova le resistenze da parte di Simon Barboy che alla fine però nel finale è riuscito a passare da cavallo di categoria superiore. Vince Simon Barboy e Roberto Vecchione alla guida. Lele Ossani al training, i colori della signora Mirella Dal Pozzo, il successo per il 9 anni Danaglo che ne vince 2 in 4 giorni, il successo per Simon Barboy e Roberto Vecchione.